alla partenza, la prima serie della categoria ragazze 100 d'orso. Ragazze, sedetevi un attimo, vi facciamo aspettare qualche istante per la vostra partenza, quindi state tranquille qualche secondo ancora. Intanto ricordiamo i due record della manifestazione: 1:6,57 per le nate 2006 e 1:4,70 per le nate 2005, rispettivamente ragazze primo anno di Valentina Mapelli dell'edizione 2014 e ragazze secondo anno Valentina Piccinini edizione 2015. Al momento il tempo di riferimento è quello di Arianna Guidotti, classe 2006, 1 minuto 7 secondi netti, con cui si era aggiudicata la seconda serie appena conclusa per i colori dell'Imola Nuoto. Passando ai 100 d'orso junior, la prossima quarta serie vedrà in acqua in corsia 1 Giorgia Maccani, alla 2 Sara Caterina Cervi, alla 3 Giorgia Zanchi, alla 4 Giulia Lerpini, alla 5 Carolina Dettori, alla 6 Federica Romagnoli, alla 7 Martina Matteo, alla 8 Costanza Folini. In acqua appunto le migliori 8 atlete dei 100 d'orso ragazze. Passaggio ai 50 metri. Alice Oberti in corsia 1 per i colori del GAN Team, 32,21 su Clara Kowalska, 32,38, Sara Flavia Stream terza, 32,67. Alice Oberti classe 2006, quindi al primo anno di categoria ragazze. Ancora in testa sempre l'atleta del GAN Team ai 75 metri, si trascina dietro nella sua scia rispettivamente Clara Kowalska alla 2, Sara Flavia Strimba alla 3. All'arrivo Alice Oberti 1:06,02, nuovo record della manifestazione per le nate 2006. Alice Oberti, GAN Team, vince i 100 d'orso ragazze. Clara Kowalska 1:6,79 seconda, Sara Flavia Strimba 1:6,98 e terza. Ovviamente poi avremo i risultati per anno di nascita, quindi nuovo record della manifestazione.